Bentornate care Aquile a questa nuova puntata di Aquile Libere. Ricordo subito un appuntamento importantissimo. Giovedì 31 ottobre a Rivignano, Festa del Friuli. Troverete Aquile dal Friuli con il suo gazebo non solo il 31 ma anche il 1 e il 2 novembre. Ci vediamo, vi aspettiamo numerosi a Rivignano. Care Aquile, ho qui oggi accanto a me Graziano. Graziano si occupa di una rubrica molto importante all'interno della nostra trasmissione che si chiama BIOS, una rubrica che si occupa di agricoltura principalmente e del binomio agricoltura appunto territorio. Noi di recente siamo stati in Südtirol, c'era anche Graziano nella delegazione di Aquile dal Friuli che ha raggiunto alcuni senatori, alcuni anche tecnici in Südtirol a cui abbiamo posto delle domande e con cui ci siamo confrontati. Abbiamo anche parlato di un binomio molto importante che in cui in Südtirol danno molta importanza, che è il binomio agricoltura e turismo. Graziano, spieghiamo questa diversa appunto ramificazione del discorso agricoltura e turismo. Sì, la nostra visita è stata importante perché quando ci si mette in cammino è sempre bene seguire chi tira già una volata, perché c'è poco da fare, non ci si inventa nulla, avendo di fronte anche e davanti persone che hanno molta passione e sono stati molto più bravi nell'ottenere la loro autonomia. L'autonomia della provincia di Bolzano si è basata soprattutto su un'economia che diciamo, ha lavorato sull'agricoltura e sul turismo, con terzo socio, diciamo, l'ambiente. Questa è stata un'esperienza molto interessante perché quello che è successo qui da noi invece è una situazione abbastanza, come si può dire, da cani sciolti, cioè in pratica abbiamo sostenuto nell'ambiente agricolo la modalità, diciamo, dell'agriturismo fine a se stessa, ma non abbiamo pensato all'interazione col territorio. E questo è stato un grosso problema perché, ad esempio, nel Medio Friuli abbiamo una situazione che non ha mai considerato come zona turistica la zona delle risorgive e questi, diciamo, meravigliosi aspetti. Quello che abbiamo visto in Südtirol o in Alto Adige è l'autentica professionalità di politici che hanno ben chiaro come si deve, prima di tutto, per avere forte l'agricoltura e forte il turismo, proteggere l'ambiente. Questa è stata una bella esperienza, devo dire che devo ringraziare Aquile dal Friuli che mi ha coinvolto perché per la prima volta intanto ho la possibilità di parlare anche con voi come telespettatori, ma soprattutto anche ho la possibilità di portare, diciamo, all'interno della mia formazione l'esperienza pura e diretta di veri leaders e di veri politici e questo non è da poco. Dunque, buona salute a tutti, ma mi raccomando, vediamoci a Rivignano. Noi di questo binomio agricoltura e turismo ne abbiamo parlato col senatore Berger, senatore dell'SVP, che per noi ha intervistato Andrea Pasi. Amici di Aquile, bentornati. Siamo qui con il senatore Hans Berger della SVP della provincia autonoma di Bolzano e come sempre noi citiamo la provincia autonoma di Bolzano, cioè il Südtirol, come modello per il nostro Friuli. Io sono a chiedere oggi al senatore quanto è importante il binomio tra agricoltura e il turismo per lo sviluppo anche sociale di un territorio. Ma guardi, in un territorio come il nostro che è così omogeneo e che l'agricoltura praticamente crea la base per un turismo sostenibile, questa collaborazione tra turismo e agricoltura è come la collaborazione o la convivenza tra due gemelli che automaticamente si danno una base di sopravvivenza l'uno con l'altro. Quando c'è questa collaborazione si vede che i territori funzionano bene per tutti i due settori. La collaborazione non deve essere solamente dal punto di vista che un dare il terreno che il turista si possa muovere, quello è già una cosa essenziale, però dall'altra parte deve esserci anche l'albergatore oppure il turismo, se lo vogliamo chiamare così in modo globale, che valorizza il prodotto dell'agricoltore locale nel modo che lui per i suoi turisti e per la sua azienda
valorizza il prodotto comprando e somministrando questo prodotto dell'agricoltore locale, perché abbiamo dei prodotti agricoli che sono di altissima qualità ed è bene che vengano valorizzati anche nel nostro territorio per non doverli vendere in altre zone o commercializzarli a livello mondiale. Per quello la collaborazione diretta in certe zone dove c'è un'attività turistica molto intensa e base di sopravvivenza per tutto il territorio. Perfetto, anche per creare la cosiddetta economia circolare, che è fondamentale per la sopravvivenza stessa dei territori. Ecco. Sì, anche dal punto di vista della sostenibilità è una cosa molto più interessante sia che per il turista che consuma il prodotto locale e sa che si muove sul territorio che è di proprietà dell'agricoltore locale, e dall'altro punto di vista è che l'agricoltore sia disposto ad accettare questo peso che in certe zone il turismo rappresenta. Perfetto, perfetto. Grazie senatore, e da Bolzano un saluto da Aquila e dal Friuli. Mandi a tutti, benvenuti a Aquili Liberis con Dune Ciacarade. Per me voi è una delle trasmissioni più importanti, perché è rappresentante numero 1 della lingua furlana, il presidente dell'Arle, Feroz Cisilin. Grazie, mandi a tutti, grazie per questo complimento che non me meriti, anzi il numero 1 per la lingua furlana è il popolo furlano, ricordate sempre e dopo chiacchierare di che. No, allora, come tu sei entrato all'Arlef come presidente, il direttore è William, no, che ormai è Neurons, che lo conosce e che hai con lui sempre, è che mi ha insegnato tanti roboti, per fine a disipage, con che si va in inglese È l'importante. il segno di pace, no? E lo fa sinceramente. Ed allora, il programma che tu ti sei fatto sull'Arlef, qual è? Ma sostanzialmente è quello di recuperare i giovani. I giovani stanno un po' si stanno arranggiando, tanto poi dici che potevano fare no quando erano insomma dalla loro età, però è una maniera di arrangiarsi che va anche in qualche maniera alimentata, no? Cioè bisogna dare che strumenti si usano che a poter anche fare cresci la loro capacità di doprare il furlan e di conoscere la loro lingua, sicché è algo di importante soprattutto per loro, ecco. Allora, Eros, hai fatto questo spot, no? Che dipende di noi. Mm-hmm. Dunque, esattamente, questo sarebbe il messaggio. Il messaggio è che è il messaggio di tutta la campagna pubblicitaria che ha avviato insomma non nome li res televisivi ma anche per di la carta stampata, gli autobus, no? Le radio e soprattutto anche i social media che arrivano dai telefonini massima dalle nuove generazioni che Facebook, Instagram arriva di più, ecco, ma come al di là dai posti che arriva a Mancul, il slogan che viene doprato, no? la frase che viene doprata è al dipende di noi, al dipende di te, perché in realtà è stato proprio lì il fatto che uno si impegni e che è responsabilità anche so se la lingua va in avanti o siamo. Come faccio un esempio che possei magari ecologico, no? Vi ho detto tante volte che capita purtroppo che una specie animale sia in rischio di estinzione. E faccio di tutto per salvarla, sono anche lì, no? 1000 post sui social network, 1000 fotografie, sul telegiornale calciacara. Ma nessuno al dis, no? Anche una lingua ormai a corre il rischio di morire.
Qual è il problema della Lega che corre? Non è meramente, mi dispiace dopo un italianismo, ma non è nome il fatto che ha al muro il codice linguistico, ma al muro la coscienza del popolo, come diceva Yeats, no? La Lega è l'autentica coscienza del popolo, no? E contiene i termini, no? Che si riferiscono alla cultura e alle tradizioni. Se un popolo, diceva Yeats, al chiappo un altro codice linguistico, no? E al dismentare al so, mai potrà dopo pandi la sua identità. E che okay. Penso che la campagna di fatto l'Arlef aveva fatta una già 3 anni fa, era una campagna mirata alle famiglie, no? Come che torni a dire, sono il veicolo principale, insomma, di trasmissione della Lega. Però che campagna qui è un po' più slariata e arriva sui individui, no? Dalle immagini si vedono anche le famiglie in realtà, no? Però l'individuo ha la sua responsabilità, tal partire davanti, ecco, la sua Lega, no? La Lega dal suo territorio. Morendo la Lega, amore anche tanti valori, no? Sì, valori pratici, no? Che non sì, non stiamo chiacchierando un po' di robe che non si capisce che sono, di robe talmente teoriche, no, valori pratici, no? Che non si sa mai che torna a 6 boys, come non dice li vacchi sta la stalla, però insomma non stiamo lontani ormai con i team che corrono, no? Vero. Bon, allora, quindi tutto, no? Ma penso di sì, no? Di contare. Sì, giusto, ecco, ecco, ai nostri ascoltatori, se hanno la possibilità o capaci in l'Arlef, che è in via della prefettura numero 3 di Saudin, o se no ponenla sul sito dell'Arlef e lì acchiate in tutta la panoramica di ciò che è l'ambiente Furlan, no? Ciò che podin fa per conoscere meglio la Lega. Tra l'altro sono anche dalle robe che uno al posto schiaria gratuitamente, non tutta la roba che viene è tutta gratuita, è tutta data dalla regione. L'Arlef in realtà è un'agenzia regionale, per cui insomma sostanzialmente si occupa in maniera operativa di diffondere sempre di più la conoscenza dal Furlan e di promuoverlo. Però sul sito internet chiattai anche il grande dizionario bilinguale italiano Furlan, che potete schiarire sul vostro telefonino e potete spartator pardut e potete avere anche qualche suggerimento, diciamo che vengono fatti le frasi, no? Diciamo che si scrive bene. Prossimamente, stiamo già lavorando, Alcale già addirittura da RIF, no? Probabilmente arriverà anche dai traduttori che saranno disponibili per tutti e quindi uno arriva anche a capire subito, no, quella che possei la traduzione dall'italiano che per qualche uno è la marilenga ovviamente, no, al Furlan, ma questo è, ecco, pensi un risultato importante. Spero insomma che i risultati ufficiali che insomma vi ho imparato le lingue, il catalano ad esempio, esatto. Il galese, no, e via in avanti. Bene, allora vendi tutto e io saluto i nostri ascoltatori, Furlan, Fevelet Furlan, mandi a tutti. Mandi a tutti. Al dipendi me. Al dipendi me. Al dipendi me e di te. Al dipendo di te. Al dipendi no. Come al dipendi altris. La Lega vive, se le fasin vivi, al dipendi no.